Energia elettrica in Sicilia cambia tutto, addio ai vecchi gestori, ce ne saranno solo due. Agrigento, Palermo, Trapani e Caltanissetta passano sotto il dominio del gestore A2A Energia, che insieme ad Edison, che opererà nelle altre province, doteranno di energia elettrica le utenze che resteranno con il mercato tutelata. Per questo A2A, che è presente in tutta Italia ma ha la sua base in Lombardia, conferma che 145.000 utenze passeranno con l'acquisto dei diritti al gestore lombardo, automaticamente configurando l'isola come il secondo mercato di A2A. Le variazioni saranno operative dal 1° luglio e il direttore dell'azienda sottolinea che gli utenti siciliani del mercato tutelato non dovranno fare nulla perché contatore e metodi di lettura resteranno i medesimi e si vedranno recapitare in automatico solamente una bolletta azzurra. In programma A2A ha l'apertura di nuovi sportelli per venire incontro alle esigenze dell'utenza, con particolare riferimento alle fasce degli anziani che in massima parte hanno contratti con i gestori del mercato tutelato. La variazione invece non sarà automatica per i soggetti con età superiore a 75 anni, per chi possiede la legge 104 e chi beneficia del bonus energia perché ha basso reddito.